oggi sul corpo di Tania Terrin confermano la morte per soffocamento provocata dall'ex fidanzato. Attesa per il DNA sui bicchieri, non esclude che possa essere stata narcotizzata. Il rumore di Camponogara, che ieri sera si è mobilitata contro la violenza sulle donne. A scendere in campo con un vademecum è anche la fondazione dedicata a Giulia Cecchettin. Maltempo diffuso oggi in Veneto, diversi gli interventi dei vigili del fuoco, albero battuto a Venezia, una turista ferita a Caorle, frane attive dal Cadore a Valbrenta. Tragedia ieri sera a Caorle, in seguito a un incidente domestico nel suo garage ha perso la vita un ex pescatore di 58 anni, molto conosciuto nella zona, la comunità è in lutto. Condanna dell'ex assessore alla sicurezza Zaccariotto verso l'influencer che ha lanciato vernice rossa contro presunti borseggiatori a Venezia. Questa non è la soluzione per fare giustizia, ha detto. Tanti auguri a nonna Esther, che oggi ha festeggiato i suoi 106 anni nella residenza per anziani Antica Scuola di Battuti a Mestre, dove vive dal 2023. Affronto le cose con ironia e cerco lo scherzo, le sue parole. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3. Ripartiamo dal femminicidio di Tania Terrin, perché oggi sono stati eseguiti i primi accertamenti sul corpo della 39enne uccisa dall'ex fidanzato. Si confermerebbe appunto la morte per soffocamento provocata da Cheber. Un primo accertamento strumentale eseguito sul corpo di Tania Terrin confermerebbe la morte avvenuta per soffocamento, ma solo l'esito dell'autopsia eseguita dal professor Claudio Terranova dell'Università di Padova, con presente il perito di parte, potrà confermarlo definitivamente. Saranno però anche altri elementi a completare il quadro delle ultime ore di vita della 39enne morta la notte di Ferragosto. In primis l'esito dell'analisi eseguita da Risse di Parma sui calici trovati nella casa di Camponogara, per capire se l'ex fidanzato Dino Cheber possa averle somministrato qualche sostanza. E poi i tabulati telefonici dai cellulari di entrambi sequestrati dagli investigatori, oltre all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che chiariranno come e se Cheber, su cui sarebbe stato disposto un esame autoptico, sia entrato nell'abitazione della donna e in che orari. Intanto l'avvocato dei genitori di Tania, Marinella Forner e Giancarlo Terrin, analizzerà la documentazione degli ultimi mesi. Avevo intenzione innanzitutto di verificare tutta la documentazione che peraltro la mamma mi dice, anche con riferimento alla querela che era stata fatta, e quindi tutta la documentazione ufficiale e cartacea che riguarda questo caso. Il problema è che da quello che mi ha riferito la signora, la documentazione è dentro alla casa di Tania, e quindi adesso che è sotto sequestro, e quindi dovrò fare un'istanza al magistrato per poter acquisire copie, oppure farò istanza di aver copia del fascicolo che era stato aperto all'epoca a seguito della querela. C'è questo aspetto che volevo vedere dell'ammonimento che sarebbe stato fatto dal questore invece da giugno, e anche questo mi incuriosiva capire se era riferito ad altri episodi o se invece era sempre un seguito, perché mi suona un po' strano l'ammonimento del questore. Potrebbe essere riferito invece a segnalazioni che erano state fatte in passato, magari nei mesi precedenti, e poi dal punto di vista amministrativo era stato fatto un procedimento che era giunto a conclusione successivamente alla presentazione della querela. E mentre si lavora per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, in molti si interrogano su cosa si debba fare per impedire che altre donne vengano uccise per mano dei loro partner. E per lanciare un ulteriore messaggio, in centinaia hanno preso parte al momento di rumore organizzato a Camponogara dall'amministrazione comunale in onore di Tania. Bisogna farsi sentire, perché dal mio punto di vista lo Stato non ci difende. È una cosa molto triste, insomma, non è giusto così. Dopo 7-8 volte che non dovrebbe succedere queste cose, sì. Sono arrabbiata anch'io, sì. La mia è una testimonianza di solidarietà per tutte le ragazze, per tutte le donne. Presenti anche rappresentanti di varie associazioni come Chiara Boscaro, presidente di Riviera Donna.
Quello che possiamo fare noi, siamo una piccola associazione nel territorio, è quello di invitare le donne a denunciare, di fare affidamento ai centri antiviolenza o semplicemente 1522, chiamare il numero. E lo avete visto, erano molte le persone arrivate ieri a Campo Nogara per Tania Terrin, molti anche i rappresentanti istituzionali. Ci stavamo chiedendo cosa potevamo fare nell'immediato. È nata perché alcuni cittadini e cittadine ci hanno chiesto cosa facciamo. E io ho avuto modo in passato di partecipare, io credo molto nella presenza e nell'occupazione degli spazi e sappiamo che questo non è risolutore. Però è un modo per dire non possiamo essere solo delle parole scritte sotto a un post o l'indignazione. Dobbiamo essere persone che conoscono e si relazionano alle altre persone e quindi troviamoci in piazza senza proclami, senza grandi cose. È stata la vice sindaco Trolesi a chiudere l'intervento a Campo Nogara, ricordando l'importanza dei servizi presenti ma non ancora sufficienti per aiutare le donne vittime di violenza. In piazza presenti vari rappresentanti istituzionali come l'assessore Damiano del Comune di Venezia, sempre in prima linea per le donne. Un grandissimo dolore e credo anche una sconfitta per tutti. L'ennesima vita spezzata e l'ennesima donna che in questo caso aveva anche chiesto aiuto e che evidentemente qualcosa non è andato come doveva. Quindi noi come Comune di Venezia siamo sempre in prima linea rispetto alla lotta alla violenza di genere con il nostro centro antiviolenza, che è il primo centro antiviolenza pubblico d'Italia e con il quale stiamo espandendo e rafforzando tutte le progettualità, in primis il rafforzamento della rete territoriale. C'è ancora molto da fare. I numeri di richieste di aiuto sono in aumento, ma è un'emersione del fenomeno, non un aumento del fenomeno in sé, e quindi questo ci fa ben sperare che evidentemente le donne inizino ad avere maggiore consapevolezza e anche più fiducia rispetto ai servizi che ci sono nel territorio. Per noi è giusto commemorare, però è vero, ormai si fa troppo tardi, bisognerebbe fare prima, e qui lo Stato che deve intervenire, che deve cambiare. Perché io non posso essere sicura, un giorno potrei essere io Tania, potrebbe essere mia figlia, io non posso essere sicura qua e questo deve cambiare. E sono arrivate minacce social alle consigliere del Partito Democratico dopo un post su Facebook relativo al femminicidio di Tania Terrin, firmato da Monica Sambo, Chiara Luisetto e Anna Maria Bigon. Fatevi una risata, vi resta poco da vivere ancora, è il commento comparso sotto il post. A denunciarlo il capogruppo Dem, Giovanni Manildo. Si tratta di un atto pericoloso, reso ancora più intollerabile e surreale dal fatto che si inserisce nel contesto della denuncia di un dramma come quello del femminicidio, ha dichiarato Manildo. Tutto il Partito Democratico fa scudo attorno a loro, queste le sue parole. Le tre consigliere sporgeranno inoltre denuncia alle autorità. E contro la violenza di genere la Fondazione Cecchettin ha diffuso un vademecum, non è amore se ti fa stare male. Non è amore se ti fa stare male, breve guida alle relazioni sane. È un disegno di Giulia Cecchettin, un vaso pieno di fiori, con quel carattere stilizzato ma caldo che racconta la sua persona, la copertina di un vademecum che la fondazione che porta il suo nome, creata da Papagino e dei fratelli Elena e Davide, affida alle donne, ma anche agli uomini. Capire, prevenire, intervenire, i verbi che devono guidare i radar per comprendere quando una relazione è tossica. 24 pagine che diventano tanto più significative dopo che alla lunga lista di femminicidi si è aggiunto anche quello di Tania Terrin, uccisa a 39 anni a Campo Nogara dall'ex compagno. Consigli diretti e un elenco semplice di campanelli d'allarme come ti dice come dovresti vestirti, truccarti o come comportarti, o controlla il telefono, i tuoi social, o ancora controlla il tuo denaro. Inviti alla riflessione e all'azione, perché ricordiamolo ancora una volta a tutte le donne, bisogna chiedere aiuto a un'amica, un amico, alla famiglia. Il 1522 è un numero nazionale antiviolenza attivo 24 ore su 24. Un invito che si estende a tutti. Nessuno deve assistere a un episodio di violenza o molestia e girarsi dall'altra parte, perché lì deve entrare in gioco il metodo delle 5D, con una serie di azioni semplici per diventare testimoni attivi e solidali. La violenza di genere non si vince da soli, ma costruendo comunità sicure, conclude la guida, perché ogni intervento consapevole contribuisce a creare spazi più sicuri e rispettosi per tutte e tutti.
E torniamo a parlarvi del caso della 14enne trevigiana trovata seminuda e in stato confusionale ad Una Verde a Caorle. È stato attivato il codice rosso. Sul caso è intervenuta anche la consigliera regionale Rosanna Conte. Il riservo resta massimo, con gli inquirenti che si stanno muovendo con tutta la delicatezza del caso. Quello che è certo è che la Procura di Pordenone, competente per territorio, ha attivato la procedura per codice rosso, la corsia preferenziale dedicata ai reati di violenza di genere. L'inchiesta punta infatti a chiarire se la 14enne, trovata seminuda in stato confusionale nella notte tra martedì e mercoledì su una panchina ad Una Verde, abbia subito degli abusi di natura sessuale o se fosse questo l'intento di chi l'ha avvicinata. Lei, adolescente trevigiana in vacanza con i genitori, avrebbe riferito di una sorta di blackout, pensieri ottenebrati, anzi annullati per oltre un'ora. Mi hanno drogata, la frase detta nel momento in cui è stata soccorsa. Procede la polizia locale di Caorle, che da un lato continua a scandagliare le telecamere di sicurezza della zona, dall'altro sta sentendo possibili testimoni e persone informate sui fatti. Finora nessuna misura cautelare è stata adottata, anche se ci sarebbero dei sospetti e dei sospettati, con la comunità intera che si interroga. Sono vicina alla famiglia di questa ragazza per le sofferenze che sta passando e sono sicura che le autorità faranno luce quanto prima su questa vicenda. Questa notizia ha turbato moltissimo la nostra comunità. Caorle è apprezzata da sempre per le spiagge e la sua meravigliosa accoglienza. Per questo vogliamo sia fatta luce piena su questa vicenda che non ci rappresenta affatto. Il maltempo si è abbattuto sul veneziano, pioggia battente, vento forte con rami e alberi caduti. La situazione più grave è a Caorle, in un campeggio, dove si è sfiorata la tragedia quando un ramo è piombato al suolo centrando una tenda. Ferita una turista tedesca di 35 anni. La donna è stata soccorsa e medicata sul posto. Nessun ferito ma paura in centro storico a Venezia. In fondamenta del passamonte ad Orsoduro un grosso albero si è schiantato al suolo. Per fortuna in quel momento non stava passando nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. La forte pioggia ha provocato anche qualche allagamento e alcuni blackout dall'energia elettrica. E un alpinista di Venezia è rimasto bloccato, sospeso di fatto nel vuoto sul campanile di Val Montanaia nel corso di una calata in corda doppia dalla cima. È stato però portato fortunatamente in salvo nella nottata grazie a un complesso intervento. Un 53enne di Venezia è rimasto bloccato per ore, sospeso nel vuoto, sul campanile di Val Montanaia. Dopo una calata in corda doppia di circa 50 metri, è stato portato in salvo nella nottata grazie a un complesso intervento che ha visto impegnati la stazione Valcellina del soccorso alpino, l'elisoccorso regionale e il personale sanitario. L'uomo si trovava incordato con una 28enne, sempre di Venezia. A dare l'allarme mercoledì sera, poco prima delle 19, alcuni escursionisti che dal basso hanno notato le difficoltà. Un primo tentativo di recupero tramite il verricello dell'elicottero si è rivelato inattuabile. La scarsa visibilità e il movimento delle pale del velivolo rischiavano di smuovere sassi e di mettere a repentaglio l'incolumità dell'uomo e del tecnico di elisoccorso. Successivamente si è optato per lo sbarco di 3 soccorritori dal versante est. Operando al buio, la squadra si è spostata lungo il ballatoio anulare, si è calata fino a raggiungere l'alpinista sospeso, lo ha agganciato e dopo aver tagliato le sue corde lo ha portato in salvo alla base dell'obelisco. Poi sono scesi tutti a piedi lungo il sentiero. Tragedia ieri sera a Caorle. A causa di un incidente domestico ha perso la vita un ex pescatore di 58 anni. Quando sono arrivati i primi soccorritori era già troppo tardi, lo hanno trovato con il volto dilaniato a causa dell'esplosione potentissima di una bombola di gas all'interno del garage della sua abitazione in via Ottava Presa a Caorle. Una drammatica e tragica sfortunata coincidenza, un incidente era dietro l'angolo nel suo destino. Così ha perso la vita drammaticamente Giovanni Gusso, per tutti i residenti della zona semplicemente Nani, 58 anni, ex pescatore molto conosciuto nella località balneare del litorale veneto. Non c'era per lui già purtroppo nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento, Gusso stava armeggiando nel suo garage con una bombola del gas che è esplosa all'improvviso senza dargli scampo. Sul posto sono arrivati in pochi minuti dalla chiamata i soccorritori del SUE 118 di Caorle, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.
Sconvolta la moglie Serena, i familiari e i tanti amici che ne hanno ricordato ed elogiato la grande professionalità e bontà d'animo. Giovanni aveva praticato vari tipi di pesca, era appassionato di immersioni ed era molto esperto. Ci sono ancora tanti dettagli da chiarire sulla dinamica dell'incidente in fase di accertamento. Il ricordo di Gianni Stival, presidente della Cooperativa Nazionale Pescatori. Ero un caro amico, un ex pescatore. Purtroppo la vita ti riserva momenti di disgrazia e di sfortuna come è successo a lui. Ha fatto più attività di pesca, più di una tipologia, ha fatto il pescatore a strascico e anche il pescatore a vongole. Purtroppo è stato sfortunato, una vera disgrazia per Caorle. Tutta Caorle si è stretta in queste ore alla famiglia, con molte testimonianze di affetto e stima che continuano ad arrivare senza sosta. Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Giovanni Russo. Ed è arrivata la condanna dell'assessore Zaccariotto contro l'influencer che ha lanciato vernice rossa contro i presunti borseggiatori a Venezia. Questa non è la soluzione per fare giustizia, le sue parole. Stop stealing money from tourists. Get a real job. Rat. Big bucket. Rat bucket. Come on, rat. Run, rat. Run, rat. Rat. Stop stealing money from tourists. Get a real job. Il video divenuto virale, pubblicato dall'influencer che cosparge di vernice rossa spray i presunti borseggiatori in giro per Venezia, non è stato gradito dall'assessore alla sicurezza Zaccariotto, secondo cui agire con queste modalità, lanciando una vernice probabilmente mescolata a una sostanza urticante, non solo ha scatenato la reazione dei borseggiatori in questione che si voltavano e davano inizio a una rissa, ma non porta ad alcun beneficio. Io credo che la sicurezza non si possa costruire attraverso i social, ma vada costruita quotidianamente attraverso le istituzioni, le forze dell'ordine e la polizia locali, che sono figure competenti, con ruoli, con professionalità e con strumenti tali per cui ogni giorno possono, sia preventivamente che attraverso delle strategie vere, arrivare a lavorare sul grande tema della sicurezza. La sicurezza è un tema che sta a cuore assolutamente tutti, verso il quale stiamo alacremente lavorando, coordinati assieme al prefetto e a tutte le forze dell'ordine, e quindi io credo che Venezia non meriti assolutamente essere danneggiata attraverso delle immagini che non rendono quello che è il grande lavoro che noi stiamo preventivamente e strategicamente facendo ogni giorno con la città. So what we found here? So these grey electrical boxes you see here in Venice. They're stolen wallet. The pickpocket and the thieves. Should we have it to the police? The ID. Garantire la sicurezza non spetta né agli influencer, evidenzia Zaccariotto, né ai privati cittadini, la cui collaborazione è importante, dice, purché entro i limiti. Il contributo di tutti i cittadini serve assolutamente, perché attraverso le segnalazioni che vengono fatte possiamo avere un controllo costante sul nostro territorio e far intervenire miratamente su quello che è il problema. Merita ricordare che tutti i borseggiatori sono stati individuati e che oggi attendiamo di avere degli strumenti che solo la norma ci può dare per poter far sì che queste persone oggi conosciute e denunciate possano non rimanere impunite. Pockets! Big buckets! This one. Yes. Big one. Yeah. Big bucket. Big bucket. 1, 2, 3 big buckets. Yes. Hey. I got. Don't. Hey, get out. La Giunta regionale del Veneto ha deciso per il rinvio del blocco dei veicoli diesel Euro 5. Stop
stop ai mezzi con motore diesel Euro 5 nei contesti urbani superiori ai 100.000 abitanti. Il Veneto ha deciso di rinviare il blocco previsto a partire dal prossimo ottobre, che avrebbe coinvolto le città di Padova, Vicenza, Verona e Venezia. Un blocco che in caso di sforamento dei valori delle polveri sottili avrebbe avuto effetto in tutta la regione sui circa 150.000 veicoli costretti a rimanere in garage. Nonostante le critiche delle associazioni ambientaliste che spingono per l'adozione di misure che rendano migliore la qualità dell'aria, il presidente del Veneto Stefani è fermamente convinto della bontà della decisione della Giunta, con l'idea di affiancare delle misure compensative al provvedimento di cancellazione del blocco. Vi sembra giusto? A me no. Impedire a centinaia di migliaia di veneti di recarsi al lavoro solo perché non possono permettersi un'auto nuova è sbagliato. Proprio per questo abbiamo avviato l'iter per eliminare il blocco degli Euro 5 nelle grandi città. Sì, l'ambiente va difeso, ma non facendo pagare il conto a famiglie e lavoratori. La soluzione è un'altra: eliminare il blocco e prevedere altre misure che secondo le stime produrranno effetti migliori per l'ambiente. Un esempio? Più smart working per alcune categorie di lavoratori e più incentivi per la mobilità alternativa. Perché la Regione del Veneto deve essere al fianco di lavoratori, famiglie e partite IVA e non lasciare a piedi nessuno. E tanti auguri ora a nonna Esther, che oggi ha compiuto 106 anni nella residenza per anziani Antica Scuola dei Battuti a Mestre, dove vive dal 2023. Affronto le cose con ironia e cerco lo scherzo, ha detto Esther. 3 anni di scuola magistrale, poi a casa ad aiutare mamma e fratelli a sfornare dolce e imparare il francese, e poi lo scoppio della guerra. Tutto in una Bologna ancora rurale, finché Esther, nata a Padova il 21 agosto 1980, non incontra il grande amore a cavalcioni di una motocicletta americana, un colpo di fulmine che la riporterà in Veneto, prima a Venezia e poi a Mestre. Un matrimonio felice e gioioso allietato dalla nascita di Rolando. Stamani alla sua festa anche l'assessore alla coesione sociale Damiano. Per nonna Esther 2 bambine hanno anche ballato e recitato una poesia. Lo staff ha raccontato con foto e pensieri quest'ultimo anno di vita di Esther nella residenza e preparato anche un messaggio di auguri. E quindi non ci resta che fare tanti auguri anche dalla nostra redazione. Questa era anche l'ultima notizia di oggi, l'informazione di Antena 3 vi dà appuntamento alla prossima edizione. Grazie per essere stati con noi, buona serata.